Ti sei mai chiesto perché una previsione negativa della propria questione o problematica psicofisica in realtà si realizza? Quando arriviamo a un momento in cui c'è una ricaduta, prevediamo che il dolore non andrà via nelle prossime 2 ore o nella prossima ora, ma anzi si intensificherà e diventerà così acuto da lasciarci senza forze. Questo durerà per i prossimi 2 o 3 giorni, se non una settimana. Questa è una previsione negativa. Questa previsione aumenta l'allerta del nostro sistema nervoso. Questa previsione non è solo una previsione, è veramente quello che stiamo comandando o suggerendo al nostro sistema nervoso che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Si chiama appunto codifica predittiva. Ti sarei mai chiesto se la legge di attrazione funziona o è vera? Ti rispondo che al di là di quello che si dice, la legge di attrazione usa una teoria all'interno del nostro sistema nervoso che si chiama codifica predittiva. Questo cosa vuol dire? Le neuroscienze ce lo dicono molto chiaro, che al momento in cui i nostri pensieri prevedono un outcome, un qualcosa, un risultato, tutte le risorse all'interno di noi si adoperano per raggiungere quel risultato. Quindi che sia negativo o che sia positivo. Noi stiamo usando la codifica predittiva, quindi l'uso dei nostri sensi, sia che arrivano dall'esterno che dall'interno, se soffi dolori persistenti, per creare un risultato. Quindi stai veramente perdendo tantissima energia per creare un risultato negativo. Quello che ti chiedo, è di creare dei risultati positivi in questa predizione. Quindi l'aspettativa deve essere positiva. Poi tu dirai, ma come faccio a essere positivo? La stessa energia che stai usando per essere negativo, usala per essere positivo, perché dai sicurezza al tuo corpo, al tuo sistema nervoso, che uscirà da quella situazione. Ovviamente tutto questo è fondato da informazione, dalla neuroscienza del dolore. Quindi meno informazioni hai della tua problematica, meno previsioni positive puoi fare. Ecco che ti invito a guardare il mio canale YouTube per avere più informazioni possibili, così che tu possa mettere in pratica questa codifica predittiva positiva.